Care amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo in diretta da Borgo Vinera per far entrare nelle vostre case le immagini del Panevin. Ciao Roberto. Ciao Federico, siamo tornati finalmente dopo una sosta che ci ha tenuto fermi, però noi non ne parliamo. Questa sera vogliamo sentire la gente anche via etere gridare Panevin, perché ci voleva proprio. Ricordiamo che questo che stiamo per assistere è il Panevin della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, delegazione di Vittorio Veneto. Esattamente, ci troviamo a Borgo Vinera, nella parte nord di Vittorio Veneto, sopra Sant'Andrea, e proprio qui ci sono dei volontari che, se avete seguito gli anni scorsi le nostre dirette, lo sapete già. Poi nel corso della diretta andremo a proporvi anche delle immagini che abbiamo registrato proprio oggi pomeriggio. Dicevo, ci sono dei volontari che cesellano un Panevin fantastico. Adesso io chiedo alla regia, magari possiamo anche staccare un attimo con le immagini, ma si vede poco. Chiedo l'altra telecamera, si vede poco, così nelle tenebre la pira di legno che poi andremo ad accendere è avvolta dalle tenebre, ma oggi pomeriggio poi andremo a vedere delle immagini veramente molto belle, un lavoro certosino quello dei volontari, perché vogliono che questo Panevin sia veramente un qualcosa di unico, credo, nel panorama di tutto il territorio trevigiano. Sì, anche perché che ci ha anche detto che non vuole essere intervistato, però noi lo ricordiamo, abitante proprio della zona, è Franco, che da tanti anni oramai organizza questo bellissimo Panevin, e tra l'altro il palo è sempre lo stesso, che ruota da diversi anni e poi va a costruire con della legna e proprio va a finirlo. Poi farai vedere naturalmente, Federico, le immagini. Vediamo proprio come fosse un'opera d'arte. Questo ricordiamo è un po' un modo che Franco, assieme a tutti gli altri volontari della LILT, utilizzano questo momento per ricordare l'importanza della prevenzione, di tutte quelle che sono le attività della LILT, ma deve essere anche un momento di far festa, insomma, e di bruciare questa vecchia, nel senso bruciare questo anno vecchio che ha portato di tutto e di più, e sperando in un 2023 più prospero e più felice.
Allora, innanzitutto una delle caratteristiche di questo pane vin, ma tra poco chiedo intanto alla regia di preparare la clip, una delle caratteristiche è quella di non avere solo la veccia ma di avere anche il vecchio, dobbiamo dirlo perché sono in due, dopo li vedremo nel dettaglio. Ma prima, ormai anche questa è tradizione, abbiamo una clip secolare fatta una decina d'anni fa che vi riassume, per quei pochi che non lo sapessero, la storia del pane vin. Andiamo a proporvela e dopo tra pochissimi istanti, pochissimi minuti, intanto qui c'è una fiumana di gente che poi forse riusciremo a farvi vedere che sta raggiungendo questo luogo, ripetiamo, ripassiamo, facciamo un po' un ripasso della storia del pane vin. La tradizione del pane vin fonda le sue radici nel lontano periodo celtico, circa il V secolo a.C., presso l'antico popolo dei Veneti. Questo falò serviva per evocare il ritorno del sole sulla terra, cioè l'allungarsi delle giornate che inizia dal solstizio d'inverno. Il fuoco serviva per celebrare questo giorno che con il calendario giuliano coincideva con il 25 dicembre. Nel Medioevo, con l'evangelizzazione delle campagne venete, il pane vin perse le sue origini pagane, assumendo una connotazione cristiana. Il falò venne spostato al giorno dell'Epifania, per ricordare i re magi che portarono i doni a Gesù bambino. Secondo la leggenda, i falò della campagna veneta furono loro utili per trovare la via di Betlemme, essendosi persi. Al loro ritorno, racconta sempre la leggenda, non vedendo nessuna luce nella campagna, si persero nuovamente nella pianura padana. Nella notte del 5 gennaio, nel Medioevo come anche oggi, l'occasione del falò forniva al popolo un momento di unione e ritrovo con tutta la comunità cittadina davanti a un buon bicchiere di vin brûlé e un pezzo di pinza. Una delle principali tradizioni legate al pane vin è quella di osservare in quale direzione va il fumo. In base a questa, i contadini trevigiani predicevano se il raccolto dell'annata sarebbe stato buono o cattivo. Questo momento è detto dei pronosteghi e funziona all'incirca secondo quanto recita un detto popolare come il seguente: fuische a mattina, ciol sul sac e va a farina. Cioè, se la direzione presa dal fumo e dalle faville è il nord o l'est, prendi il sacco e vai ad elemosinare, mentre se le fuische le va a sera, poenta piencaliera. Se la direzione è ovest o sud, il raccolto sarà buono, quindi la pentola sarà piena di polenta. Ancora oggi, la fiamma del pane vin simboleggia la speranza e la forza di bruciare il vecchio. Non a caso si è soliti bruciare la vecchia o vecia posta sopra la pira di legno ed avere nuovi auspici per l'anno nuovo. E rieccoci qui, siamo tornati in diretta da Borgo Vinera dopo avervi fatto vedere questa clip che ci ha riassunto un po' la storia dei pane vin. Manca poco, siamo in attesa dello scoccare delle campane, alle ore 20 ci sarà l'accensione e io vi invito anche a inviarci i vostri messaggi WhatsApp, perché anche questa è una tradizione, quindi il numero è sempre il solito 348 21 11 373, lo vedete anche in sovrimpressione. Mi rivolgo soprattutto alle persone che ci stanno guardando dai vari posti d'Italia. Come al solito sappiamo che il pane vin è una di quelle tradizioni che riunisce così i vittoriesi nel mondo, vero Roberto? È un po', ci fa sentire un po' a casa. Sì, ci fa sentire a casa e abbiamo visto anche negli anni scorsi proprio questi messaggi che arrivano lontano e quindi è una bellissima tradizione che non è solo vittoriese, è veneziana, c'è un po' dappertutto, però l'altro giorno leggevo sul Gazzettino che c'è un alpino che torna a casa dal Canada per andare a fare il pane vin
quindi arcade. Questo per dire quanto importante sia questa tradizione, quanto sia sentita. Ti interrompo perché qui sentiamo riecheggiare le campane, credo di Serravalle o Sant'Andrea. Esattamente, quindi anche adesso ci colleghiamo in diretta con anche la zona amplificazione proprio qui attorno al Panevin. Adesso Franco, che è venuto a trovarci, naturalmente senza farsi vedere, adesso sta procedendo con l'accensione, quindi siamo, come dicevamo, cari amici che siete qui in zona Vinera, siamo in collegamento diretto con la tenda TV che naturalmente potrete vedere anche nei giorni prossimi la replica, quindi se volete riassaporarvi il Panevin al calduccio della vostra casa. Ricordiamo che questa è un'iniziativa che viene portata avanti dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, delegazione di Vittorio Veneto. Certamente, allora ancora qualche istante, andiamo pure con le immagini perché tra poco le fiaccole inizieranno a così lambire la base del Panevin e poi sarà il momento delle fiamme. Potrebbe fare anche partire un bel applauso proprio di saluto ufficiale a questo Panevin 2023 che va a bruciare. In pole position abbiamo Franco e qualche suo collaboratore che stanno accendendo passo passo il Panevin, hanno usato le canne, quelle del Gran Turco, quindi chiaramente tutto eco, è tutto che si brucia. Quindi ci siamo, sta partendo il Panevin della LILT di Vittorio Veneto 2023, fra poco avremo anche ospiti qui con noi, come dicevo prima, Ugo Polesel che è responsabile della delegazione vittoriese e anche il dottor Gava che è responsabile della LILT di Treviso, quindi per parlare un po' di quelle che sono le attività svolte durante l'anno e poi lasceremo il pubblico a cimentarsi in quelle classiche canzoni che richiamano il Panevin. Vogliamo sentirle anche via etere naturalmente anche gli amici della Tenda TV li vorranno sentire riecheggiare. Ecco che sta prendendo fuoco passo passo, quindi adesso cominceremo fra poco le classiche valutazioni di dire va sera, va mattina, ciappa il sacco, va farina o poenta piencagliera, quindi fra poco avremo anche queste valutazioni. E infatti l'avete sentito dalla voce ufficiale nonché co-conduttore di questa diretta Roberto Biz, sono i primi istanti, le prime lingue di fuoco che si stanno levando verso il cielo di questo Panevin 2023. Tra pochissimo, come dicevamo prima, andremo a proporvi anche le immagini registrate questa mattina, ma intanto qui vedete le lingue di fuoco che iniziano a stagliarsi verso il cielo di Vittorio Veneto. Ovviamente un lavoro certosino, dicevamo prima, un lavoro che ha tenuto impegnati per settimane e settimane i volontari che adesso stanno anche sovrintendendo per la buona riuscita del Panevin. Roberto, allora so che è prestino, però insomma iniziamo a guardare come sta andando il fumo. Allora direi che siamo in una buona situazione perché in questo momento sembrerebbe andare verso sera, quindi speriamo che il 2023 vada verso sera, quindi nella lunga tradizione popolare poenta piencagliera. Poi oggi l'importante in questo momento qua è che ci sia poco vento, così allora la tradizione e quello che è le vecchie abitudini, il vento potrebbe cambiare le sorti in poco tempo di questa situazione. Comunque in questo momento vediamo che le fuische stanno dirigendosi verso sera. Quindi una situazione buona che sicuramente è un buon presagio per
per il 2023. Intanto vedete che stanno un po' i volontari passo passo, stanno passando tutto attorno per cominciare a far partire in modo graduale il fuoco. Come vedete, abbiamo detto, poi vedrete naturalmente anche le immagini, vedete proprio come il Panevin è proprio una finitura proprio curato nei minimi dettagli, e quest'oggi avevamo anche la bandiera italiana appesa, che naturalmente per l'occasione prima dell'accensione è stata tolta, anche perché sarebbe un segno sacrilego nei confronti della nostra nazione, ma proprio oggi è stata anche appesa la bandiera italiana proprio a ricordare anche un po' la nostra italianità, in questo caso anche la nostra lunga tradizione per quanto riguarda i Panevin, che noi qua chiamavano Panevin, Bubarata da altre parti, Pignarul nella zona, in alcune zone anche del Friuli, quindi ogni zona ha il suo nome per battezzare il falò di inizio anno. Come diceva anche Federico, questo è un Panevin un po' sui generis per certi versi, perché oltre alla veccia venga anche al vecchio, quindi dai, anche se bruciamo la veccia intesa come l'anno vecchio, almeno non è da sola, è in compagnia con il vecchio. E stiamo vedendo proprio in questo istante le immagini, avete visto il vecchio e la vecchia, le immagini registrate questo pomeriggio che vi danno l'idea del lavoro di cui vi stavamo parlando prima. Un lavoro, lo ripeto, di... come possiamo dire, un'artigianalità di questo Panevin che non ha eguali qui nel territorio. Anche oggi pomeriggio i volontari stavano facendo le ultime rifiniture. Eccolo qui, colui che non vuole essere intervistato, le nostre telecamere l'hanno così catturato, e tra un po' andremo anche a puntare il nostro occhio elettronico sul vecchio e sulla vecchia per capire tra quanto così le fiamme inizieranno a lambire anche i loro corpi che sono stati adagiati sulla sommità del Panevin. Io ricordo che potete inviarci i vostri messaggi di auguri anche per il nuovo anno che è appena cominciato, e potete dirci anche da dove ci state seguendo con appunto le nuove tecnologie. Ricordiamo, c'è anche un nuovo canale televisivo visibile in tutto il Veneto che ovviamente quest'anno per la prima volta andrà a proporre a tutta la regione le immagini del nostro Panevin, del Panevin di Borgo Vinera in favore della Lilt di Vittorio Veneto. Aspettiamo, direi, prima di passare alle interviste, perché abbiamo un ricco parterre di ospiti, aspetterei di vedere se il vecchio e la vecchia così cadono, perché non vorrei perdermi questo momento. Cosa dici, Roberto? Direi che bisogna valutare bene cosa sta per succedere, anche perché proprio questo è il Panevin da Guinness dei primati, perché di solito c'è solo la vecchia. Qua, per non farla sentire sola, Franco ha pensato di metterci anche il vecchio, però vedo che comincia a lambire per bene il fuoco, sta cominciando a lambire proprio i due congiunti, quindi mi sa proprio che sentono un po' di caldo. Mi sa che quest'anno finiscono bruciati. È successo qualche anno fa che la vecchia e il vecchio non si bruciavano, quindi invece quest'anno, il 2022, in questo modo, ricordiamo che la vecchia è simbolo di quello che è stata la stagione precedente nel ricordo, nella tradizione popolare, quindi l'anno che è andato, noi adesso ce lo stiamo bruciando, quindi ce lo dimentichiamo. Adesso però vedo che il fumo, le fuische stanno andando tendenzialmente dritte, però noi facciamo finta che vadano più verso sera, per cui siamo contenti e felici, e quindi siamo in una situazione di buon presagio, quindi sicuramente è verso sera. Vanno verso sera, dai, siamo positivi, no, non si dice più positivi, perché anche quello non si può dire, siamo propositivi da questo punto di vista, quindi dobbiamo essere assolutamente contenti e felici.
E stiamo quindi vedendo, abbiamo la nostra telecamera puntata sul Vecio e sulla Vecia, li vediamo avvolti dalle lingue di fuoco, li vediamo avvolti dal fumo, ma secondo me stanno resistendo per il momento. Adesso attendiamo ancora un po', cercheremo di capire appunto come si evolverà la situazione e poi inizieremo appunto a sentire i nostri ospiti per così farvi partecipi, rendervi partecipi anche di quello che è lo scopo sociale di questa iniziativa, di questo Panevin specifico. Ovviamente in questo momento Roberto, che si alterna tra il nostro microfono e quello della diffusione qui intorno al Panevin, sta ricordando che c'è anche l'immancabile, direi, punto ristoro, il punto di ristoro che con la pinza e il brulè è uno degli appuntamenti anch'essi irrinunciabili del Panevin. Io direi, Roberto, non so se sei d'accordo con me, che abbiamo perso le tracce del Vecio e della Vecia, adesso non so se intanto abbiamo già le richieste delle canzoni tipo jukebox. Roberto, una canzone del Panevin, la sai? Sì, ma non direi che è meglio, perché sennò viene giù la montagna e Sì. Dio ne manda sanità e Panevin. Per le orecchie degli astanti e dei nostri telespettatori è meglio lasciare perdere. Non sarebbe il caso. Ecco, ancora qualche istante, ancora qualche minuto, dopo aspettiamo a parlare, ma nel frattempo sembra che le faville stiano anche risparmiando la nostra postazione, perché ogni anno noi ci allontaniamo un po' per far sì che così la nostra strumentazione non venga compromessa, ma insomma per il momento. E comunque aggiornamento sul fumo, come sta andando? Siamo verso sera, siamo tranquilli e guarda che il Vecchio e la Vecchia stanno facendo la sauna, direi proprio una bella sauna, stanno andando. Rispetto agli anni scorsi, dicevamo in precedenza che era successo che il Panevin bruciava e loro sopravvivevano, ecco quest'anno li vediamo che stanno bruciando la però resistono anche questo giro, cioè sono lì. Sì, sono lì lenti che fanno fatica a ardere, ecco, non che vogliamo che, però ricordiamo che come dicevo prima il Vecchio e la Vecchia sono indicatori di quello che sono l'anno passato, tutti i brutti presagi che ci ha portato anche questo 2022, che chiaramente noi dobbiamo ricordare le cose belle e dimenticare tutto quello di negativo che il 2022 ci ha portato, e sperare in un 2023 più con una fiducia maggiore, con una gioia maggiore, e naturalmente ecco che ovviamente brucia il Panevin anche lontano dai venti di guerra che purtroppo il 2022 ha visto la nostra Europa protagonista, e quindi speriamo che il 2023 sia l'anno fatidico per la fine di queste grandi tristezze che attanagliano l'Europa e anche il mondo intero. Sì, importante, Roberto, questo messaggio che hai lanciato, perché devo dire che insomma in questi anni in cui non c'è stato il Panevin, purtroppo di sventure però ce ne sono state sin troppe, sia dal lato appunto della pandemia sia dalla guerra, quindi ci auguriamo veramente che questo nuovo anno che si è aperto da qualche giorno, ecco ci siamo. Sta a bruciare, come dicono a Roma, sta a bruciare. Ecco, però secondo me è sempre lei, la Vecchia, che è partita. Proprio vediamo sta ardendo, quindi ci siamo finalmente, quindi la Vecchia l'anno passato se ne sta andando in via definitiva. Ma e il Vecchio cosa mi sta a significare? Ma che ne so io, però sai com'è, compagnia. Secondo me per compagnia, no? Se no bruciare sempre una, bruciamoli tutti e due a sto punto, no? Forse anche è un segno dei tempi per le pari opportunità. Sì, esatto, che non si può dire solo Vecchia, ma diciamo anche Vecchio, quindi per par condicio, non par cunicio, in questo modo andiamo a bruciare quello che di brutto e di quello che vogliamo dimenticare del 2022, li mettiamo a carico di questi due vecchi, di questi due come posso dire, di questi due fantocci che il buon Franco ha realizzato anche quest'anno.
E qui li vediamo proprio stagliarsi in mezzo alle lingue di fuoco che li stanno avvolgendo, e quindi sì, sono proprio gli ultimi istanti dei due fantocci, che appunto poi magari andremo anche a riproporvi in un secondo momento nelle immagini che abbiamo registrato oggi, appunto per farvi così capire anche come erano e con che cura erano stati anch'essi preparati e adagiati sulla sommità del Panevin. Allora Roberto, io se vuoi ti lascerei i due microfoni, così iniziamo a intervistare i primi ospiti. Adesso qualche istante, mentre i nostri telespettatori continuano ad ammirare il Panevin, è giunto il momento di cominciare con le interviste. Allora eccoci qua, come avevamo detto in precedenza, in diretta naturalmente ancora sulla Tenda TV e naturalmente qui dalla zona di Vinera ci sentite. Siamo con Ugo Polesel, che è il responsabile della delegazione vittoriese della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Adesso io voglio dire due numeri, poi vorrei cedere la parola a Ugo. Perché questa sera è una sera bella di festa del Panevin, però vorrei ricordare che quest'anno, ecco, invitando anche naturalmente chi è qui presente che vuole bersi un buon brulè o assaggiare qualche dolcetto, la pinza, che proprio è il dolce tipico che richiama questo periodo, e lasciare naturalmente un piccolo contributo, perché ricordiamo che quello che viene raccolto viene destinato alle mille e mille attività che la LILT fa. Io vorrei solo ricordare cosa fanno. Allora, c'è l'attività di prevenzione, quindi cosa vuol dire? Tutte quelle attività volte ad evitare che ci siano delle patologie oncologiche, che vengono organizzate dalla LILT, proprio perché è nello spirito della LILT, ma anche tutte quelle attività per quelle persone che stanno male. Allora, quest'anno pensate che nel 2022 i volontari, questi angeli che viaggiano con il pulmino, hanno seguito 1523 utenti. Da Trieste a Milano hanno coperto in totale oltre 98.000 chilometri, quindi cioè praticamente 2 volte il giro del mondo. 2 volte e mezzo il giro del mondo. Quindi questo vuol dire l'importanza di questa attività che viene portata avanti dalla delegazione vittoriese, che fanno anche le altre delegazioni, ma noi siamo qua a Vittorio Veneto, anche perché ricordiamo che da questo punto di vista la LILT è stata l'antesignana proprio di questo tipo di progetto, che è quello di accompagnare le persone presso i centri per sottoporsi a delle terapie. Allora, poi oltretutto sono state fatte diverse altre iniziative, anche Ottobre in Rosa, che è stata una bellissima iniziativa proprio per l'attività relativa alla prevenzione del tumore al seno. Quindi tutta una serie di iniziative importantissime che la delegazione sta portando avanti. Ugo, mi pare che sia stata un'annata in cui i volontari si siano prodigati a 1000. Beh sì, anche perché dopo 2 anni davvero brutti in cui abbiamo dovuto limitarci al minimo proprio i servizi essenziali per forza di cose, finalmente possiamo ripartire. Questa è una serata gimnastiche per persone operate, e quindi tutta l'attività che facevamo prima finalmente riusciamo a riprenderla e a ripartire alla grande. Questo, ecco, spero che la serata di festa di oggi e tutta questa gente qui che è con noi ci danno anche il segnale proprio, anche come dire, la voglia di ripartire alla grande e di fare ancora di più. A tutti buona festa, auguro a tutti di divertirsi.
proprio i volontari della Lilt per tutto quello che fanno. Grazie Ugo, e vedo che qui ho il mitico dottor Gava. Mitico perché è una figura carismatica e storica della Lilt trevigiana, perché è sempre presente sul territorio anche a Vittorio Veneto. Poi lui è il padre di una iniziativa, se non ho capito male. La Lilt sarebbe il fatto di aver creato le varie delegazioni nei vari centri, Vittorio Veneto piuttosto che Conegliano e in altri punti della Marca, è una sua idea. Sbaglio, dottore? Ma la Lilt a febbraio compie 45 anni in provincia di Treviso, perché fu fondata dal professor Patrese nel febbraio del 78 e quindi io fui chiamato proprio per entrare nel consiglio direttivo iniziale con il compito di curare un po' la comunicazione dell'associazione, e poi nel 91 sono diventato presidente e ho compiuto questa scelta di creare delle delegazioni territoriali, perché delle persone che sono conosciute nel territorio sono poi un fattore di ulteriore aggregazione, conoscendo bene quelle che sono le problematiche che si hanno nei vari territori che caratterizzano la provincia di Treviso, per cui abbiamo aperto prima a Castelfranco, poi a Conegliano, a Vittorio Veneto, a Montebelluna e per ultima a Oderzo. Quindi sono 6 delegazioni che interpretano tutti quelli che sono i bisogni del territorio, cercando di dare le risposte più puntuali e più veloci a quelle che sono le problematiche nel campo della prevenzione e dell'assistenza ai pazienti oncologici. Bene, direi che da questo punto di vista quindi è un'attività importante. Ecco, visto che abbiamo una folla così nutrita qui presente, qual è il messaggio che possiamo, ricordando, perché io non mi stancherò mai di ricordare che dietro tutto questo ci sono dei volontari che fino a 75 anni portano in giro le persone, perché avete posto un limite d'età. 75 anni, sì, 75 anni, aiutano le altre persone, e quindi è una cosa molto importante. Un messaggio che è giusto lanciare come Lilt, e che naturalmente voi ogni giorno vedete. Noi magari spesso e volentieri ci dimentichiamo di alcune situazioni perché magari uno non le vive, le sente solo nel momento in cui le prova. Ma noi in provincia di Treviso abbiamo quasi 800 volontari iscritti e assicurati. E il gruppo dei volontari del trasporto sono quasi 200 volontari in provincia di Treviso, ma abbiamo tanti altri volontari che si occupano di varie problematiche, da quello che è l'accoglienza delle persone che chiedono informazioni, al supporto psicologico, al supporto fisioterapico, riabilitativo. Quindi svolgiamo molte iniziative sia nel campo della promozione della prevenzione, ma anche dell'assistenza e della riabilitazione. Quindi noi chiediamo, ma anche manifestazioni come questa che aiutano ad aggregare e a fornire informazioni sull'associazione, per noi sono molto importanti. Quindi noi chiediamo a chi vuole avvicinarsi all'associazione, può trovare uno spazio in cui dare una mano, in cui scegliere una modalità di azione che può essere la più varia. Io ho saputo questa sera che Franco da vari anni organizza quasi da solo o con pochi amici questa serata. È una serata che rinvanga quelle che sono le tradizioni del nostro territorio. Caccia, speriamo che possa anche cacciare e bruciare 3 anni davvero difficili per la nostra collettività, prima con il Covid, poi con la guerra, poi con le crisi energetiche, ma anche questa testimonianza che dà questo impegno, perché so che per tutto l'anno lavora per creare queste condizioni. Poi con questa aggregazione di 1 migliaio di persone possiamo dare informazioni anche a persone che magari non riusciamo a contattare con altre modalità. Quindi quello che posso lanciare come messaggio è: cercate di avvicinarvi alle nostre sezioni, alle nostre delegazioni. Nel nostro sito potete trovare tutti i recapiti, tutte le modalità con cui interagire, e cercate di capire se potete fare anche qualcosa dal punto di vista professionale, di impegno per la nostra associazione, perché poi è una ricaduta per chi si trova a attraversare momenti molto difficili della propria vita nel campo della salute. Grazie dottor Gava, ringrazio naturalmente dottor Gava e Ugo Polesel, che naturalmente ci ha dato questa bellissima testimonianza. Adesso noi torniamo esclusivamente sulla Tenda TV, invitando naturalmente gli astanti a recarsi nella zona alta dove c'è vicino al Panevin. Dovete anche lasciare qualche contributo anche di solidarietà, noi naturalmente la Lilt apprezzerà sicuramente. Bene. Federico, diciamo che abbiamo avuto una bellissima testimonianza da parte di 2 emissari importanti della Lilt.
Certamente, certamente, dopo magari potremmo anche tenerceli qui anche per dopo, così per chi avesse perso o non fosse stato collegato sin dai primi momenti. Intanto iniziano ad arrivarci i messaggi, i primi saluti, quindi vi esortiamo comunque a mandarci i vostri WhatsApp oppure a commentare su Facebook. Devo dire che la temperatura è bella interessante. Sì, infatti sento un calore sulla schiena in questo frangente, però si sta bene. Quindi, e poi finora siamo stati anche... ci hanno graziato, quest'anno le faville non ci sono piovute in testa, quindi vuol dire che sta continuando ad andare a sera e quindi quest'anno la posizione era quella giusta, adeguata, propiziatoria in modo che le faville andassero verso sera. Certo. Allora c'è da dire, ovviamente lo ricordiamo, che questo è uno dei tanti panevin che questa sera così stanno ardendo in del territorio vittoriese. Ricordiamo che per questioni anche legate un po' all'inquinamento ed altri fattori in alcuni luoghi hanno deciso appunto di non farli nemmeno quest'anno. Qui a Vittorio Veneto invece siamo stati fortunati e quindi abbiamo potuto accendere la pira di legno che è qui alle nostre spalle, che ci sta scaldando, devo dire, in maniera interessante. Più tardi nel corso di questa nostra diretta andremo anche a vedere le immagini che abbiamo registrato un paio d'ore fa in quel di Ceneda, perché a Ceneda c'era il Panevin dei bambini e quindi andremo a vedere anche un po' di facce dei bambini che hanno preso parte al Panevin di Ceneda. Ma devo dire che anche qui a Borgo Vinera non si scherza. Cosa dici? Sì, non si scherza perché veramente c'è una fiumana di gente, ma questo secondo me è anche un significato che questo di fatto è il primo Panevin che finalmente la gente può andare in giro serenamente, e questo è un aspetto che il post-Covid ce l'ha insegnato. La gente ha bisogno e ha voglia di stare fuori e la tradizione diventa il primo richiamo proprio per questo. Devo dire la verità, io credo che faccio fatica a fare i conti, ma secondo me siamo ben oltre le 1000, siamo quasi verso le 2000 persone, perché se guardiamo c'è anche la strada qui sotto con tante persone, quindi vuol dire che è molto sentita e c'è la voglia proprio di far festa qui in Vinera. Allora, se sei d'accordo, quest'anno stiamo testando un nuovo esperimento. Io ti lascio il microfono, ok? Sì. Tu commenta un po', e siccome tu hai fatto riferimento alle molte persone che sono appunto accorse qui nella serata del 5 di gennaio di questo 2023 per vedere il Panevin, io ho una telecamera particolare e mi intrufolo in mezzo alle persone, ok? Allora, prima abbiamo fatto un esperimento, è andato e non è andato, adesso riproviamo, ok? Perfetto, benissimo Federico, allora continuiamo naturalmente la diretta in questo frangente. Vedete intanto come il fuoco sta bruciando il palo, che di solito il palo è da lunga tradizione, lo stesso che anno dopo anno, perché poi ricordiamo il palo tende anche a carbonizzarsi e quindi a rimanere molto più, a essere più resistente. Abbiamo visto, ecco, adesso io che finalmente ho girato e posso godermi anch'io il Panevin frontalmente, abbiamo lanciato via quelli che erano i brutti paesaggi del 2022, la veccia e il vecio, che in questo caso ricordiamo che il Panevin qui a Vinera è l'unico nel suo genere che ha l'opportunità naturalmente di avere due personaggi che bruciano, di solito c'è solo la veccia. E allora intanto ecco, vediamo che è come se fossimo in Formula 1, abbiamo il nostro Federico che fa effetto camera car e quindi vi sta portando a vedere tutte le persone che sono presenti qui al Panevin. Ecco i saluti naturalmente dal pubblico che ci saluta.
Vedete adesso salendo Federico sta andando verso la parte alta dove c'è la zona dove è posto il rinfresco di questa giornata. Ricordiamo infatti che la Lilt organizza anche questo appuntamento anche per raccogliere dei fondi. Ecco qua una panoramica con gli amici che salutano la diretta qui sulla Tenda TV. Che saluta questo Panevin del 2023, mentre vediamo che Federico sta facendo il tour. Vedete che ci sono tantissime persone di età variegata, da grandi e piccoli. Ricordiamo proprio, ecco, intanto che sta cadendo una parte, vediamo proprio come sta un altro brandello di questo Panevin che, ricordiamo, il buon Franco ha costruito in modo incredibile, proprio curandolo come fosse una siepe, alla fine tagliandolo e non c'era un centimetro che fuori di legna che fosse fuori posto. Eccoci, intanto continuiamo il nostro viaggio in mezzo alle persone che questa sera sono venute qui a salutare il Panevin, mentre vediamo la zona naturalmente dove ci sono accalcate molte persone, proprio perché c'è la zona dove c'è un po' di buon vin brûlé, la pinza, proprio a ricordare quelle che sono le tradizioni del Panevin. E mentre vediamo queste persone, ecco, ricordiamo che questa manifestazione, che è curata in modo particolare da Franco Carpenè per la Lilt, ecco qui i volontari della Lilt che offrono delle prelibatezze agli amici ospiti. Come dicevo, ecco che vengono raccolti in questo modo, anche un modo per, ecco, abbiamo naturalmente anche della pinza, chissà se il nostro Federico in questo momento se la sta anche gustando. Dicevamo che quanto viene anche raccolto quest'oggi assieme, ecco, là sono pronti, vedete che stanno preparando, penso sia del vin brûlé. Vediamo del vin brûlé pronto per essere servito. Dicevamo che vengono raccolti dei fondi da destinare a tutte le iniziative che la delegazione vittoriese organizza. Dicevamo prima con il responsabile della delegazione vittoriese, Ugo Polesel, che quest'anno i volontari della Lilt di Vittorio Veneto hanno seguito oltre 1500 utenti, hanno coperto oltre 98.000 chilometri da Trieste a Milano, quindi andando nei vari ospedali. Ricordo che naturalmente Lilt non è solo quello, ci sono tutta una serie di iniziative, come faceva presente anche il dottor Gava in precedenza, che è il presidente della Lilt di Treviso, quindi il responsabile delle varie delegazioni della marca trevigiana. Ci sono tutte quelle iniziative volte alla prevenzione, quindi tutta una nuvolo di iniziative che fanno bene, come posso dire, alle persone, proprio per aiutarle nei momenti di difficoltà. Il dottor Gava riferiva anche un dato molto importante: nella marca ci sono oltre 800 volontari, questo è un bel numero, e comunque era anche un segno il messaggio che ci ha lanciato: chi a vario titolo vuole contribuire a questa associazione, fare in modo che cresca ulteriormente e possa dare un maggior servizio, ecco che l'Ilt apre le braccia, naturalmente, perché questo è anche un modo per regalare un sorriso a chi ne ha bisogno e soprattutto per portare avanti questi progetti di prevenzione. Intanto eccoci qua, vediamo il fuoco, il falò che sta continuando ad ardere, si stanno riducendo in cumuli di lingue di fuoco che stanno calando in questo momento. Abbiamo delle braci, guardate il colore che ci regalano in questo momento queste bellissime immagini che abbiamo grazie alla Tenda TV, e quindi possiamo vedere il fuoco passo passo che naturalmente sta scendendo.
in questo 5 di gennaio 2023 qui in quel di Vinera, che tra l'altro è una zona abbastanza particolare, perché ricordiamo è poco distante tra l'altro di Sant'Augusta. Intanto sentiamo anche qualche tentativo di coro da parte dei presenti, proprio di cantare quelle che sono le canzoni della tradizione locale. Eccoci qua e ritorniamo naturalmente con delle immagini in diretta. Sempre naturalmente in questo momento stiamo vedendo il fuoco che, come dicevamo, che siamo di nuovo sul Panevin che sta ardendo. Oramai vediamo il palo scarno da solo, che è un po' come dicevo, la tradizione, che poi va a finire che è il palo che rimane di anno in anno. Prima ricordavano che alla fine questo Panevin viene organizzato della Lilt vittoriese, ma l'artefice, l'uomo che passo passo ci mette diversi mesi ad organizzare con un lavoro certosino da solo, magari con l'aiuto di qualche amico, che è Franco Carpenè, e questo lo fa, ecco, questo è anche un modo per aderire alla Lilt e regalare un evento, una manifestazione che possa in questo modo permettere a tutti noi che le vediamo dalla TV, ma anche alle persone, questo folto pubblico che c'è qui questa sera, di godersi lo spettacolo del Panevin che mancava ormai dal 2020. Eravamo riusciti a farlo, poi il 2021 purtroppo è mancato, come sono mancati tanti altri appuntamenti. Dicevo che siamo nella zona vicino anche a Sant'Augusta e siamo, diciamo, neanche 500 metri da quello che è il campo fuochi, dove vengono lanciati d'estate, il 21, allo scoccare della mezzanotte della fine tra il 21 e il 22 di agosto, vengono lanciati i fuochi d'artificio, i fuochi di Sant'Augusta. Quindi siamo in una zona un po' particolare e spettacolare. Questo Panevin oramai penso che abbia una cadenza ultra decennale, che è organizzato proprio, come dicevamo, da questo fantastico volontario che è Franco, che naturalmente si è fatto vedere attorno al Panevin, ma si tiene alla larga il più possibile proprio dai microfoni, proprio perché non ama essere intervistato in questo evento. Federico. Allora, mi hai visto scorrazzare in lungo e in largo e vi ho mostrato anche un po' di gente. Abbiamo visto un po' di gente, tantissime le persone che stanno affollando Borgo Vinera in questa serata. Credo che il borgo così tanti abitanti li abbia solo una volta, forse anche insieme a Sant'Augusta. Sì, secondo me li ha solo il sabato e la domenica concentrati, ma così in pochi minuti solo durante Sant'Augusta, credo. Oppure Panevin, ecco. Pure Panevin, naturalmente, questi due eventi. Come dicevamo, siamo poco distanti proprio dal campo fuochi, quindi è proprio la terra, qua è una sorta di terra del fuoco facile, esatto. Ma fuoco amico in questo caso. Esatto. Tra l'altro dobbiamo dire che la maestosità del Panevin però si è dissolta in breve tempo. Guardavo l'orologio pochi istanti fa, insomma sono le 20:38 e c'è stata proprio una fiammata, complice immagino il secco di questi giorni, che ha fatto sì che insomma non ci fossero problematiche legate all'acqua, insomma alla pioggia. Sappiamo che ogni anno, soprattutto in passato, c'era così l'incertezza fino all'ultimo: pioverà, non pioverà, ma la legna sarà bagnata, eccetera eccetera. Ecco, vedete che già insomma dopo 40 minuti il Panevin inizia ad avere un bellissimo braciere, che vi stiamo proponendo anche con le immagini insieme alle lingue di fuoco. Adesso la temperatura è un po' calata rispetto a prima. Sì, esatto, è un po' calata, e poi vedere questo colore proprio ti fa venire una voglia di grigliata mista, perché queste belle braci. Hai portato due costicine
medicine? Niente. Siamo a regime, siamo a regime. Comunque è vero, la temperatura è calata e proprio ha cominciato ad ardere in modo incredibile, quindi è stato molto molto veloce da questo punto di vista il Panevin questa sera ad ardere, però è uno spettacolo perché proprio sembra tipo una montagna di lava, ecco, per fare una similitudine con un vulcano che in questo momento stiamo vedendo. Esattamente. Allora un grazie anche tra l'altro alla nostra regista Francesca Astori che si sta districando tra le telecamere e io vado anche a salutare gli amici che ci stanno seguendo attraverso i nostri social e attraverso il canale visibile sulle Smart TV. Non l'abbiamo ancora citato nel corso di questa serata, ma ricordiamo che la Tenda TV da qualche mese è visibile sul canale 19 di tutte le Smart TV, che sarebbero le televisioni connesse ad internet. Canale 19, freccia verso l'alto, appunto se avete una TV di ultima generazione connessa ad internet vi compare un menu e all'interno di questo menu trovate in bella vista il logo della Tenda TV. Una volta cliccato sul logo arancione della Tenda TV voi potrete vedere comodamente dal divano di casa vostra, nella TV di casa vostra, il nostro canale, così come accadeva sino allo scorso anno. Ecco, prima si diceva che in questi anni di assenza di Panevin ci sono state anche delle sventure, ecco, di ben altra natura di sventure stiamo parlando, ma una di queste fa parte, rientra nelle sventure, lo spegnimento del nostro canale del digitale terrestre, ma come sapete noi non ci diamo mai per vinti e quindi ci siamo inventati questa nuova modalità di trasmissione. Ovviamente è necessario avere la connessione a internet. Stavo dicendo che è giunto il momento di salutare gli amici che ci stanno salutando via WhatsApp o via SMS. Complimenti per la diretta, bellissimo Panevin, complimenti agli organizzatori e buona Epifania a tutti da Daniela e Valentino che ci stanno seguendo da casa, e anche Andrea ci sta. Intanto nel frattempo stanno bagnando un po' il Panevin. Ciao, sto seguendo il Panevin e voi, ci dice Andrea che ci ha mandato un messaggio su WhatsApp, e altri sono i messaggi anche via Facebook. Qualche istante salutiamo Severino, salutiamo Nicola, salutiamo Cristina e tutti coloro i quali ci stanno seguendo appunto da Facebook. Ricordo inoltre che siamo visibili anche su YouTube, quindi vi sto elencando un po' tutte le piattaforme in cui siamo presenti. Elio Botteon, bravi, bel Panevin, bravissimi, un Panevin perfetto, e tra poco andremo anche a riproporvi le immagini registrate questa mattina. Intanto, mentre gli organizzatori stanno così bagnando un po' il Panevin, si creano questi effetti di luce, magari allarghiamo, esatto, queste due lingue di fuoco che si stagliano verso l'alto e fanno un effetto molto molto bello e interessante. Roberto, stavo salutando le persone che ci stavano seguendo da casa. Tra l'altro ho elencato tutte le varie modalità social per seguirci. Io sto perdendo il conto, nel senso che abbiamo Facebook, abbiamo YouTube, abbiamo il sito lattendatv.it, abbiamo il nuovo canale con le Smart TV, il canale 19. Mi ero dimenticato che abbiamo anche l'applicazione per le Amazon Fire Stick, che Roberto ignora. Roberto ignora l'esistenza, giusto? Sì, ignoro l'esistenza perché io di solito sono abituato a guardarvi via streaming, esatto. il mio telefono o la Smart TV che mi collego, quindi adesso mi spieghi anche a me che se posso aiutare qualcuno lo aiutiamo. Dietro le quinte poi te lo spiego perché è un po' complesso. E salutiamo anche tutto lo staff della Tenda TV, oltre a Francesca che appunto ho già citato poco fa, tutto lo staff che in questi mesi, anche nei mesi scorsi, si è adoperato per riuscire a tornare in onda, ecco, a inventarsi le nuove
modalità insomma di trasmissioni. Allora Roberto, io direi che potremmo andare a riproporvi un po' le immagini del pomeriggio, quindi le immagini che registrate qualche ora fa ci fanno capire com'era il Panevin prima di trasformarsi in questo cumulo di fiamme, fuoco e fumo. Ecco, questi erano il Vecio e la Vecia che avete visto anche in precedenza. Questi tutti i legnetti che andavano a comporre la pira di legno. Possiamo anche svelare, Roberto, non so se è un segreto e dopo il volontario in questione ci riprende, ma che per far sì che appunto la forma sia così perfetta ho visto usare la motosega, cioè come vengono così disegnati i giardini, ecco, con la stessa precisione con cui vengono disegnati i cespugli nei giardini, qui si disegna un Panevin. Sì, esattamente, alla fine il buon Franco, se voi potete, magari ecco, vedete proprio le foto in sovraimpressione in questo momento, lui va a porre la legna e poi è come se dovesse curare proprio una siepe, la va a tagliare, non c'è, anche oggi notavamo che non c'è un pezzo fuori, sembra che passi quasi col metro a misurare che non ci sia un centimetro fuori posto, e quindi usa naturalmente quelle classiche motoseghe, quelle adatte per il taglio della siepe, e va proprio a lisciare, proprio sembra una superficie liscia e bella curata, messa in bella mostra, pronta per il fuoco che abbiamo visto e che adesso stiamo continuando a vedere che sta ardendo. Ecco Roberto, non so se abbiamo a disposizione qualche altro ospite oppure per il momento se il parterre di ospiti è sguarnito, forse perché sono andati tutti dal Brulè della Pinza. Sì, sono tutti andati dal Brulè della Pinza, però ho ricevuto io un messaggio del sindaco che saluta anche gli amici della Tenda TV, che naturalmente questa sera non riesce a raggiungerci, però saluta e si sta godendo il Panevin direttamente da casa. Allora un saluto proprio al sindaco che insomma dal divano, immaginiamo, comunque da una posizione privilegiata si sta godendo le nostre immagini del Panevin. Quindi allora direi che è giunto il momento per fare anche una piccola pausa nella nostra cronaca, anche perché tra l'altro degli angeli ci hanno appena portato dei generi di conforto. Allora direi che possiamo andare a vedere le immagini registrate intorno alle ore 18 di questo pomeriggio a Ceneda al Panevin dei bambini. Le mamme di Ceneda, questa associazione coadiuvata da IEM e altre realtà appunto cenedesi, hanno realizzato questo Panevin dei bambini. Allora creiamo una sorta di ponte virtuale tra Ceneda e Sant'Andrea, tra Ceneda e Serravalle, insomma, ecco, quindi mettiamo d'accordo tutti. Uniamo praticamente le due anime storiche di Vittorio Veneto che nel 1866 si sono riunificate, e da allora chiaramente i Panevin da nord a sud si fanno, e quindi adesso vediamo anche quello di Ceneda, giustamente. Però in una finestrella noi continuiamo a proporvi queste immagini in diretta appunto da Borgo Vinera.
Dimmi tu quando. Eccoci qua di nuovo in diretta con Ugo Polesel, che è responsabile della delegazione della Lilt di Vittorio Veneto. Ugo, ha bruciato in fretta. Da un lato mi viene quasi da fare la similitudine come sono i volontari della Lilt, che ardono, nel senso che sono un fuoco vivo, ecco, diciamo pure che possono dire che sono fuoco vivo di questa associazione e che si danno tanto da fare, no? Allora volevo magari fare un saluto e ringraziare anche qualche altra associazione che volevi anche annoverare, che oggi è a fianco della Lilt per organizzare questo evento. Sì, è vero, intanto ricordiamo tutti i nostri volontari che sono davvero bravi, è gente che viene veramente da tutte le estrazioni sociali, da qualsiasi ambiente, però con le stesse motivazioni e la stessa voglia di fare, è un piacere davvero lavorare con loro e non è retorica, lo dico perché lo penso proprio. E poi abbiamo anche tante altre associazioni che ci aiutano, tanta gente che quando noi bussiamo alle loro porte ci dà una mano, è davvero bello vedere come quando dici Lilt e la gente sa chi siamo, cosa rappresentiamo, ti danno una mano veramente col cuore. In questo caso qui, a parte la tenda TV per esempio, che è subito venuta, che in altre occasioni ci ha dato una mano sempre senza chiedere niente, ma Prealpi Soccorso, altre associazioni anche di volontariato, gli alpini mi piace ricordare per esempio, appena chiediamo vengono a darci una mano, e sempre tutto gratuitamente perché sanno per chi lo facciamo, e quindi questo è davvero bello, perché anche a noi dà la carica vedere che c'è questo riconoscimento anche del lavoro che facciamo, e quindi ci aiuta non solo da un punto di vista, come dire, economico, perché il ricavato di questa serata ci aiuta appunto a finanziare le nostre attività, ma anche proprio come supporto morale, vedere tanta gente così come stasera. Noi abbiamo così il pensiero che siano venuti sì per il falò ma anche un po' per la Lilt, insomma, per sostenerci, e questo davvero ci fa tanto piacere. Beh, come io sono solito coniare di solito che volontariato è come l'elevazione a potenza, no? Volontariato da una parte, volontariato dall'altra, volontariato al quadrato vuol dire grande solidarietà, e questa è una cosa molto bella che fa molto piacere vedere, come diceva anche Ugo, proprio il fatto che questo evento è sì il Panevin, ma diventa l'evento anche per incontrarsi tra volontari, tra amici che sono vicini alla Lilt. Intanto vediamo che il fuoco passo passo sta scendendo, ringraziamo Ugo, noi ci vediamo fra poco di nuovo, e naturalmente vi ricordo che come ha detto prima il presidente Gava, c'è sempre spazio per dare una mano, anzi chi vuole, come ha detto, nei diversi modi e come uno si sente è un modo per dare aiuto, anche il sorriso. Se pensiamo a questo Panevin, Franco, lui realizza questo evento da solo, se lo organizza, poi si fa aiutare da qualche amico, però per il bene della Lilt, quindi anche questo è un modo, come posso dire, di fare solidarietà, e quindi questa è una bellissima cosa. E salutiamo ancora il nostro Franco, che io cito continuamente ma che non vuole farsi intervistare, per cui non rispettiamo questa sua volontà. Grazie Ugo, e naturalmente noi stiamo ancora con la tenda TV sulle immagini del falò, mentre vediamo che il nostro Federico ci ha raggiunto, ma adesso aspettiamo qualche secondo, perché secondo me è arrivato qualche genere di conforto, qualche pinza particolare, che di solito si dice che bisogna assaggiarne 7 tipi per avere la fortuna, sì, non della glicemia di sicuro, no, perché sennò finisce male, insomma. Però posso dire che dopo aver così elogiato più e più volte cioè la maestria di chi ha realizzato il Panevin, dobbiamo anche elogiare chi ha utilizzato la cucina in questi giorni per preparare le pinze, il brulè. Abbiamo visto prima alcune immagini così del dietro le quinte un po' rubate su da quelle parti lì, tanta roba, e soprattutto, lo ripetiamo, tanti volontari che si stanno adoperando per la buona riuscita di questo Panevin. Regia, andiamo un attimo a vedere come va il fuoco. L'ho vista distratta, eccola là, e intanto ci stanno arrivando ancora messaggi, quindi io continuo a salutare. Allora, salutiamo.
non c'è il nome, ma vi guardo su YouTube, mi dicono complimenti per la meticolosa costruzione del pane vin, qui non si usa, sono da Mel, grazie per la conservazione delle tradizioni. Questo appunto ce lo dice Paolo, ecco, quindi un saluto e un ringraziamento anche a Paolo. Intanto continuano le lingue di fuoco a stagliarsi verso il cielo. Abbiamo visto prima nelle immagini di Ceneda del pane vin dei bambini, tanti bambini, tante famiglie che però non sono mancate nemmeno qui a Borgo Vinera, perché devo dire che nel momento dell'accensione il colpo d'occhio era veramente un qualcosa di unico e noi speriamo di avervi fatto così reso partecipi della magia di questa bella tradizione, come ci diceva l'amico che ci sta seguendo da Mel. C'era anche chi sulla nostra pagina Facebook ci chiedeva che cos'è questa tradizione, non la conosco. Allora magari andrete a rivedervi in replica all'inizio di questa diretta. Noi vi abbiamo proposto una clip con delle immagini, ma soprattutto con un testo che andava a ripercorrere quelle che erano le antiche usanze, da prima usanze pagane, poi diventate usanze cristiane. Negli ultimi anni anche moltissime parrocchie organizzano il pane vin con lo scopo di fare comunità e quindi di unire le famiglie, i parrocchiani attorno a questo fuoco benaugurale, questo fuoco propiziatorio. Continuiamo con le immagini del pane vin, anzi scusa, regia rimani pure qui perché un saluto, ci stanno seguendo niente po' di meno che da Monaco di Baviera. Ci manca molto il pane vin, ci dice Alessia, bellissima iniziativa, sosteniamo tutti insieme la Lilt. E soprattutto in maiuscolo ci scrive Poenta Piencaliera, quindi un saluto anche ad Alessia che ci sta seguendo appunto da Monaco di Baviera. Ecco qui. Allora, intanto Roberto vieni qui, vediamo anche una rappresentanza degli alpini di Vittorio Veneto, c'è di tutto qui, ecco. Allora, ci hanno scritto da Monaco di Baviera che ci stanno guardando sulla Amazon Fire Stick, okay. Quindi sappi che devi imparare a... Questa famosa Amazon Fire Stick ci ha portato fino a Monaco di Baviera, quindi praticamente in cui non si vede la Rai ma si vede la tenda TV, quindi sono piccoli passi. Beh, questi sono piccoli passi per raggiungere l'infinito e quindi potresti essere titolato effettivamente Sua Emittenza. Sì, ecco, non scadiamo nel... No, tra poco io vorrei vedere, ma non voglio mettere in eccessiva difficoltà la regia, perché il pane vin, forse dalle immagini nostre, non so, vedi che ormai quelle che noi chiamiamo le bronze, sì. Ok, stanno diventando quasi bianche, chiarissime, quindi io esorto magari qualcuno dei nostri telespettatori, se avete 2 costicine e una bracciola in freezer, oddio, freezer magari, però insomma se ce l'avete in frigorifero portatecela qui e quindi potreste anche così fare un'opera buona nei nostri confronti. Cosa ne dici? Sì, no, direi che oltretutto la portate, poi per il resto, per mangiarla siamo capaci, non abbiamo bisogno di aiuto, ecco, magari comunque abbiamo piacere di avervi ospiti, insomma, a vedere mentre la mangiamo. E mentre tu parlavi mi arriva anche un saluto al pane vin di Vinera da Jacopo e Davide che ci stanno guardando da Vienna. Ah, però abbiamo anche la Vienna, quindi vuol dire che questa siamo proprio international, pane vin international. Sì, pane vin international, sai che dicevo all'inizio, no? Che è un po' una tradizione, quindi diventa anche un po' l'occasione per i veneti che sono in giro per il mondo per collegarsi. Dicevo all'inizio della diretta che leggevo che nei giorni scorsi c'era un bellissimo articolo sulla stampa locale, sul Gazzettino, che parlava proprio di questo alpino che ogni anno
torna ad Arcade per fare il Panevin, quindi questo vuol dire che proprio c'è il bisogno di terra, di sentirsi a casa, insomma. E Arcade è uno dei Panevin più grandi, più famosi anche della marca trevigiana, ma il nostro qui non è assolutamente da meno. Assolutamente, l'importante quando si ricorda e si porta avanti la tradizione è grande comunque, perché vuol dire che c'è voglia di ricordare, di continuare una tradizione che purtroppo, dicevamo prima, il 2021 abbiamo dovuto rinunciarvi per tutta una serie di necessità virtù, però adesso Nel 22 anche e nel 23 adesso siamo tornati. siamo tornati, quindi è una cosa molto molto buona, che quindi abbiamo visto anche proprio anche il fatto che ci fosse anche tanta gente, l'avevamo detto anche prima, proprio la necessità, anche la voglia di trovarsi assieme per quelle che sono le antiche tradizioni che nel nostro territorio hanno sempre richiamato, perché domani arriva il 6 gennaio, la Befana Befana e Re Magi tutti insieme. e tutte le feste se ne vanno via, poi ci trascineremo in qualcos'altro, ma quello sarà un tema Sì, successivo. un altro capitolo. Mentre appunto continuano ad arrivarci i messaggi, ciao, complimenti per la trasmissione, oltre a Franco ringraziamo Maurizio Segat che ha virgolettato zarpì tutte quelle vide per farlo su il Panevin, ci dice Elisa, perché allora ricordiamo che il Panevin è fatto quasi esclusivamente da legna di tralci di vite. Sto italianizzando. Sono degli spridi praticamente che sono stati raccolti, infatti vedete anche, avete visto anche l'effetto che fa anche il fuoco, no? Perché vedete proprio come era incandescente, come cambia, infatti Federico vi ha fatto presente proprio come sta diventando bianco, anche se comunque la braccia è bella buona, ricordando quello che dicevamo prima. Tra l'altro possiamo dire al nostro amico Davide, il regista delle passate edizioni, che noi come sempre abbiamo salvato la giacca. Sì. Se lui cioè, non so se lui lì è riuscito a bruciare comunque la giacca come ogni anno. Lui ogni anno bruciava una giacca. Sì, era un segno, si vede che è un segno premonitore. Speriamo che non sia vicino a qualche fuoco, o magari ci sia andato apposta, perché oramai non riesce a stare senza la giacca bruciata il giorno del Panevin. Esatto. Chi può dirlo? Ecco. Continuano i messaggi, continuano gli amici che ci stanno seguendo anche su Facebook. Intanto vado a recuperare i messaggi. Stiamo pure sul Panevin, che è più interessante. Michela Dalcin ci saluta da Revine, ecco, e un saluto anche ad Adelia, Paola e altri che ci stanno seguendo. Verifichiamo anche YouTube, e poi abbiamo fatto il giro delle 7 chiese, dovremmo essere a posto. Elio Botteon l'abbiamo già salutato prima e quindi siamo a posto. Io direi di tenere ancora la linea ancora per un po', se sei d'accordo, prima di lasciarla, perché insomma continuano, anche se la temperatura, come abbiamo detto, è un po' calata, perché dopo la fiammata, la vampata iniziale, adesso indubbiamente il freddo, anche se non si può definire freddo quello di questi giorni, è tornato un po' a farsi sentire, più che altro perché noi siamo a distanza di sicurezza dal Panevin, ecco. Sì, sicuramente non soffriamo quest'anno. Ecco, adesso sentiamo un po' il freschetto, però guarda, sono felice perché dalla nostra postazione vedo che la regia finalmente riesce a scaldarci. Beve il tè caldo. Non so se sia tè caldo, perché a noi avevano portato il brulè, forse di lei hanno pensato, ho detto magari beve un po' di tè caldo, e quindi comunque la temperatura sta scendendo, però insomma il clima, l'ambiente, insomma dai, è sopportabile. Diciamo che non abbiamo il freddo che solitamente questo periodo siamo abituati, anche quasi a arrivare vicino allo zero, con anche il terreno ghiacciato, quindi forse un po' troppo sopra le righe, ma vabbè, questa è la situazione. E allora, siccome questo è anche un Panevin social, smart, chi più ne ha più ne metta, abbiamo evocato le smart TV, abbiamo detto chissà chi ci starà seguendo sulle smart TV, e noi salutiamo Renato che ci segue dalla provincia di Venezia, a Mirano per la precisione, e ci segue grazie alla smart TV, quindi questa è una conferma che insomma il nostro sforzo anche per essere presenti su questa nuova piattaforma, che sarà un po', possiamo dirlo, la TV del futuro, ecco, e noi abbiamo cercato di anticiparla un po' perché non avevamo altre soluzioni per essere in onda
ovviamente noi vi parliamo da Vittorio Veneto, ci rivolgiamo al pubblico vittoriese, ma il nostro segnale è visibile anche in tutto il Veneto, e quindi un saluto a questo nostro telespettatore, se vorrà potrà rimanere in nostra compagnia anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e magari alcune trasmissioni delle nostre che facciamo in modo così iperlocale, possiamo dire così, avrà modo di essere interessato anche dalle tematiche che affronteremo, anche perché c'è da dire che dopo un 2022, lo dicevo prima, forse tu eri in giro a folleggiare, dopo un 2022 che non è stato particolarmente propizio per la Tenda TV, insomma, ecco, perché c'è stato qualche piccolo disguido, ecco, non dipendente dalla nostra volontà, ovviamente in questo 2023 riprenderemo anche con le classiche trasmissioni, quindi ci sarà tempo e modo per tornare a parlare un po' di tutti i temi, così, e tutte le rubriche anche torneranno in onda, quindi ci sarà da lavorare, insomma, sappilo anche tu, che non pensi di far finta di niente, insomma, ecco. Allora Roberto, io ti lascio un po' il microfono, parla di ciò che vuoi. Bene, no, allora, mentre adesso lasciamo un attimo Federico, che sicuramente avrà anche lui modo di gustarsi un buon vin brûlé, che ho visto che è arrivato da parte, grazie ai nostri amici. Allora, volevo ricordare, naturalmente, prima abbiamo parlato della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, come dicevamo ci saranno delle prossime iniziative che continuano con quelli che sono i servizi che vengono portati avanti da questa associazione, che sono quelle attività di prevenzione, che sono un aspetto molto importante, perché oltre ad aiutare e accompagnare le persone nei vari centri per sottoporsi a delle terapie legate a delle patologie oncologiche, ricordiamo che nel corso del 2022 sono stati oltre 1500 gli utenti che hanno usufruito di questo servizio, coprendo un chilometraggio di oltre 98.000 km, quasi 2 volte e mezzo il giro del mondo. Ci sono tutte quelle altre iniziative che sono volte al sostegno anche psicologico, all'autoaiuto delle donne che hanno subito degli interventi legati alle patologie al seno, quindi la ginnastica, tutta una serie di iniziative proprio, come dicevo, che possono sicuramente aiutare le persone a superare un momento di difficoltà. Bene, ma lasciando anche questo, quindi poi ricordo che anche la LILT è anche una antesignana, un artefice di diverse iniziative. Tra l'altro, una delle cose importanti, proprio per promuovere la cultura sana, organizzano, e quindi anche potete contattarli, organizzano proprio dei corsi di cucina, proprio per cucinare sano, quindi richiamando quelle che sono le tradizioni come dicevamo, della tradizione, come dicevamo, della tradizione della cucina, e quindi ecco che anche questa è un'iniziativa importante. Ma vedo che è arrivato il dottor Gava, quindi io lo richiamerei qua ai microfoni. Ecco che possiamo richiamarlo qua ai nostri microfoni per un saluto anche lui, visto che stavo per citare un aspetto che secondo me, venga dottore, un aspetto molto importante, che è quello della, come possiamo dire, dell'attività di prevenzione. Una delle cose bellissime che sono state portate avanti qui a Vittorio Veneto sono stati anche i corsi di cucina, ecco, che vengono seguiti tra l'altro da una persona che lei per caso conosce, che si chiama Ornella, che hanno avuto un buon seguito. Tra l'altro sono stati anche trasmessi qualche volta anche dalla Tenda TV, proprio anche per sviluppare una cultura anche relativa ai bambini. Ecco, ci può parlare un attimo di questi corsi? Qual era la finalità di questi corsi? I pilastri della prevenzione oncologica sono l'alimentazione, l'astensione dal fumo, un'attività fisica regolare, e quindi l'alimentazione è per noi un motivo fondamentale di promozione. A Vittorio Veneto abbiamo inaugurato ancora alcuni anni fa la prima cucina della LILT, in cui abbiamo organizzato dei corsi per gli adulti e anche un'iniziativa particolare che si chiama Manipolando, rivolta proprio ai bambini delle elementari, della quarta e quinta elementare, per insegnare loro direttamente a preparare delle merende salutari, non utilizzare le merendine che vengono confezionate, quelle che si trovano nei supermercati, ricchi di zuccheri aggiunti e raffinati, ma proprio
utilizzando delle farine anche di tipo non raffinato, con della verdura per decorarli, e i bambini hanno imparato così quali sono le scelte più utili anche per la loro salute fin dall'infanzia. Quindi direi che questa è anche un'altra attività importante della prevenzione. Mi pare che una serata così, non si aspettava di vivere una serata così attorno a un Panevin, dottore. Non mi pensavo in una località così remota del Vittoriese di trovare tanta gente, ma è un significato anche che c'è voglia di aggregazione dopo degli anni che sono stati difficili, c'è voglia di stare insieme, di riprendere quelle che sono le tradizioni del nostro territorio, e quindi vengano serate come queste. Poi ho visto molta gente che ha piacere di trovarsi, di salutarsi, di rinverdire anche quelle che sono delle relazioni che si erano un po' spente con il Covid, quindi è sicuramente una serata positiva. Bene, grazie dottor Gava naturalmente per il suo ulteriore contributo che ci ha dato in questo momento, ricordando proprio quella che era la cultura della cucina che hanno portato, proprio la prima cucina fatta proprio a Vittorio Veneto. E qui, mentre ci avvicendiamo nella postazione, arrivano dei saluti anche da Alessia e Ivan da Vicenza, quindi ci scrivono anche loro, li salutiamo, li ringraziamo. Quindi vedi che pian pianino il Panevin di Vittorio Veneto si sta allargando, ecco, pian pianino, grazie ai social, grazie a tutte le nuove tecnologie, chiamiamole così, che ormai tanto nuove non sono, perché ormai, però insomma abbiamo portato le immagini. Tra l'altro io ricordo che la Tenda TV nel 2022, il 16 dicembre, facciamo un po' di Amarcord, ha compiuto 15 anni. Ecco. Sei anziano, sei diventato anziano, no, anche non sono ancora maggiorenne, quindi sono ancora un giovanotto. No, allora la nostra emittente ha compiuto 15 anni e credo dal secondo anno di vita della Tenda TV noi abbiamo trasmesso il Panevin, che all'epoca si realizzava in quel della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Infatti alcune immagini presenti nella sigla e presenti nella clip iniziale fanno riferimento al nostro Panevin di San Pietro e Paolo, ecco. Noi l'abbiamo sempre ripreso perché crediamo nelle tradizioni, e con la semplicità che ci contraddistingue abbiamo sempre voluto mandare le immagini di questo fuoco ironizzando sul fatto che insomma un po' di calore dal televisore arrivasse anche a quelle persone che non riuscivano ad essere qui per 1000 motivi. Insomma, ecco, sappiamo magari che le persone con qualche anno in più fanno un po' più fatica a raggiungerci in questo frangente, insomma, in cui non siamo più presenti sul digitale terrestre normale, ma noi confidiamo che qualche nipote, qualche amico, eccetera, eccetera, il vicino di casa, così consenta la visione del nostro canale anche a quelle persone un po' più così sfortunate, che magari devono rimanere a casa per tante ore al giorno, e sappiamo, noi abbiamo sempre fatto loro compagnia, e quando il nostro canale è venuto a mancare, insomma, ci hanno proprio fatto percepire il loro dispiacere, e a nostra volta ovviamente questi messaggi hanno fatto mi emoziono quasi se ripenso, insomma, a quei messaggi lì, ma non importa, siamo qui e il 2023 sarà florido e sfavillante. Assolutamente sì, anche perché adesso che abbandoniamo fra poco il periodo delle feste, adesso è già ora di prepararsi a Carnevale, quindi naturalmente sarà un 2023 bello carico di emozioni. Si tornerà in onda anche con le sfilate dei carri allegorici, insomma è ancora tutto un po' non sveliamo nulla, ci saranno dei nuovi appuntamenti anche di tipo sportivo che andremo a riprendere, insomma, quindi ce ne sarà per tutti i gusti, ecco. Allora Roberto, mentre ci avviamo alla conclusione della nostra diretta, salutiamo anche Graziano che ci sta seguendo via Facebook. I ringraziamenti sono stati fatti più e più volte a chi ha realizzato il Panevin, ma insomma non sono mai abbastanza, ecco, perché insomma sappiamo quanto è difficile al giorno d'oggi avere a disposizione volontari, avere le forze anche per farlo, e quindi sia dal punto di vista di chi ha realizzato il Panevin, ma anche dal punto di vista di chi giorno dopo giorno dona il proprio tempo per la Lilt e per gli altri, perché il bello di questo Panevin, e se c'è un motivo anche per cui scegliamo questo rispetto ad altri, è che ci permette di veicolare anche un messaggio un po' diverso, insomma, dal semplice stare insieme, guardare il fuoco e così
divertirci anche, perché no, insomma, ecco. Tra l'altro, grave mancanza, non ci hai fatto sentire le canzoni tipiche tradizionali del Panevin. No, è che io non volevo avere nessuno sulla coscienza, non volevo scatenare qualche frana della zona e quindi avere qualche morto. Cadeva a Sant'Augusta. Cadeva a Sant'Augusta, quindi se ci cade anche la Santa poi è finita. Quindi ho preferito Dio ne manda sanità e Panevin, che quindi sono a posto, ho chiuso la filastrocca e ho già fatto del mio, insomma. Abbiamo sentenziato anche che il fumo è andato verso sera, giusto? Polenta Piencaliera, quindi questa è la risposta definitiva? Sì, anche se qualcuno è andato verso sera, stiamo verso sera che siamo tranquilli, quindi ci aspettano periodi floridi e speriamo che sia così, che non finiamo come il famoso Paolo Fox che ha fatto delle cose che adesso ogni 2020 anno di grandi viaggi e spostamenti, non è stato proprio così, insomma. Non è stato proprio così, effettivamente, quindi noi naturalmente confidiamo nel buon Dio che effettivamente sia così florido questo 2023. Potremmo tornare a fare, una volta facciamo per divertirci l'oroscopo sotto Natale, potremmo tornare, ora che mi ci hai fatto pensare. Bravissimo l'alpino Franco per la preparazione certosina del Panevin, viva gli alpini, ce lo scrive un alpino, e quindi salutiamo anche tutti gli alpini all'ascolto. Che dice la regia? Andiamo avanti per altre 2-3 orette? No, ci fa il segno di no, quindi mi sa che dobbiamo... Secondo me deve assaggiare le altre 6 tipi di pinze, perché sennò non porta bene, quindi anche diritto anche la regia di prendersi un attimo di pausa. Sì, ecco. Ringraziamo quindi Francesca Astori, che è stata dietro le telecamere, poliedrica anche lei, sia telecamere che audio che video, clip, perché qua andiamo sempre a complicarci la vita. Ti è piaciuta la mia telecamerina personalizzata? Sì, mi piacciono, perché queste iniziative ti vengono oggi pomeriggio, non l'avevi questa idea, ti è venuta questa sera. 10 minuti fa. Il bello della diretta è fatto anche di questo, quindi è stato particolarmente interessante. Ecco, molto bene, molto bene. Allora, ultimissimi messaggi, no, non ce ne sono, abbiamo salutato, spero, tutti. Salutiamo anche, non c'è scritto perché probabilmente sarà qualche Panevin, Francesco Borsoi di Corbanese, che non si perde una diretta, non si perde una puntata. Lui è il nostro stoico, è il nostro telespettatore tipo, che ci dà un sacco di soddisfazioni, controlla tutto, quindi è veramente avercene di telespettatori così. Allora, direi che è giunto il momento di concludere questa nostra diretta, ringraziando la Lilt che ci ha voluto qui, ringraziando i volontari che hanno realizzato il Panevin, E poi naturalmente facciamo un applauso a tutti quelli che sono stati volontari dietro le quinte, che hanno organizzato, come hai fatto vedere prima, i vettovagliamenti, che noi speriamo in questo dopo la diretta di poter magari gustare qualcosina. Chissà se è rimasto qualcosa. Chissà che sia rimasto, però dai, siamo fiduciosi, bisogna avere un po' di fiducia. E ringraziamo naturalmente anche tutti gli altri volontari che hanno garantito la sicurezza. Prima è stata citata anche Prealpi Soccorso, che ha garantito anche il buon deflusso delle persone, che oggi erano veramente numerose qui in quel di Vinera. Ricordiamo che questa diretta andrà in replica anche nei prossimi giorni, appunto sul nostro canale 19 del digitale terrestre, freccia su se avete una smart TV connessa ad internet, e quindi avrete modo di riassaporare la magia del Panevin. Adesso ci lasciamo ancora qualche minuto di immagini e poi andremo proprio a chiudere questa diretta. Grazie a Roberto Biz per essere stato qui con noi. Grazie Federico, è stato un piacere, quindi abbiamo ripreso una buona tradizione, perché le tradizioni, come dice qualcuno, piuttosto che abbandonare una tradizione se brucia un paese. Ecco, noi non l'abbiamo bruciato, però abbiamo mantenuto la tradizione. E abbiamo bruciato il Panevin. Grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso spazio alle immagini del fuoco ancora per qualche minuto. Grazie alla regia e appuntamento alla prossima.